Siamo qui in via Favignana, stamattina una conferenza stampa del consigliere comunale Marco Vullo per stimolare e accelerare le risposte di un territorio che appunto via Favignana lentamente la frana continua a rubarsi il territorio. Ecco, parliamo anche con un abitante di via Favignana. Da molto tempo ormai si protrae questa situazione, purtroppo come ha detto già il consigliere Marco Vullo siamo alle calende greche, nel senso che nulla si risolve o nulla si fa per risolvere. Mi viene in mente una massima pirandelliana o anche un'espressione gattopardesca: non si fa nulla per non fare nulla, per cui penso che l'appello è stato lanciato. Ora speriamo che i nostri politici si sensibilizzino in maniera responsabile, perché qua c'è gente onesta e c'è gente che lavora ogni giorno e non deve avere neanche il pensiero di stare in un ambiente precario, visto che l'ultimo maltempo ha creato dei dissesti idrogeologici non indifferenti in città. Il crollo della casa di Via Mera deve metterci in allarme e non dobbiamo guardare poi al miracolo quando il santo ormai non c'è più. Siamo giustamente a rischio, giustamente ci dovete aiutare, perché non è una cosa bella vedere, perché non è una cosa positiva. Tra l'altro c'è il maltempo e quindi siete preoccupati, già ad Agrigento è crollata una casa, signore. Sì, siamo preoccupati perché ora con le piogge sicuramente sappiamo che ci può altri crolli. Abbiamo paura. Quello che volevo dire è proprio questo, che noi abbiamo aspettato pazientemente che qualcuno ci desse delle risposte, però ad oggi ancora nessuno si è fatto vedere, né come ente né come istituzione, e quindi siamo, oltre che spaventati, siamo anche un pochino arrabbiati, perché vediamo che ci sentiamo abbandonati, cioè nessuno si interessa realmente del problema, non fanno altro che rimbalzarsi la palla da un ente all'altro, e questa situazione non può continuare a durare in questo modo, perché proprio in vista delle piogge la situazione può diventare ancora più grave, perché da come si vede facendoci dal balcone vediamo che questa frana continua ad andare sempre più avanti, anche l'asfalto continua a cedere, anche se non siamo dei tecnici, però sono delle cose ben visibili, e noi chiediamo di poter stare serenamente nelle nostre case, proprio perché in via Favignana, questo edificio che è maggiormente interessato, è abitato da persone anziane, è abitato da bambini e da persone malate che vogliono vivere serenamente nella propria casa. Chiediamo solo questo. Siamo con la signora Gibilaro, 82 anni, qui lei ha ritenuto, nonostante l'età, di essere presente alla conferenza stampa. È preoccupata? È preoccupata, sì, perché mi spavento, quando mi metto a letto mi spavento. Una nottata mi sentivo che apparecchia cadeva tutta la strada, e dico, mamma mia, San Giuliano senza andare. La paura. Il signor sindaco ci dice che si sveglia un pochino, perché aveva 20 anni che combattiamo questa strada, 20 anni. Una conferenza stampa, qui abbiamo sentito gli abitanti, ecco, sentiamo ora anche il consigliere comunale Marco Vullo che l'ha indetta. Ma sostanzialmente oggi siamo qui e abbiamo pensato a questa conferenza stampa insieme ai cittadini di Favignana, è proprio da loro che parte l'iniziativa. Io me ne sono fatto carico perché mi sento anche io, facendo parte e residente in questa via, ormai dimenticata forse da tutti e dimenticata soprattutto da coloro che devono dare delle risposte concrete. Perché questa conferenza stampa? Perché ci accorgiamo inesorabilmente, ad occhio nudo, senza essere tecnici, che qualcosa sta succedendo in via Favignana. Inesorabilmente questa frana continua. Abbiamo delle novità, perché non mi sono fermato. A luglio ho scritto a tutti gli organi competenti al Girgen di Acque, perché in via Favignana, anche se qualcuno se lo dimentica, continua a scorrere acqua. Da dove proviene quest'acqua? Girgen di Acque ci fa sapere che non è di loro competenza, le loro reti idriche sono a posto, le loro reti fognarie sono a posto. E allora quest'acqua che cos'è? È un dono del Signore? Benissimo, se sappiamo che è un dono del Signore, sappiamo che ci dobbiamo rivolgere forse all'alto dei cieli, ma non è questa la questione, non è questa la battuta che va affrontata in termini ancora più seri. Il primo cittadino, a lui do la responsabilità di darci delle risposte. Bisogna andare a Palermo, bisogna avere la forza politica per andare a chiedere i finanziamenti per via Favignana. Via Favignana attende risposte, le attende da tanto tempo, e non è possibile continuare in questo status di fermezza dello stato delle carte. Vogliamo sapere a che punto è questo pseudo finanziamento, perché qui non ci vogliono due soldini, ci vogliono tanti soldi, quei soldi che potrebbero essere
risparmiati se gli interventi erano fatti prima, perché parliamo da 15 anni, da 20 anni che si discute di questa cosa. Ecco il degrado politico di questa vicenda e siamo arrabbiati, sono arrabbiati i cittadini di Favignana di via Favignana che sono qui perché preoccupati del loro futuro, preoccupati di quello che dovrà essere domani mattina forse l'ennesimo sgombero per queste persone. Non è possibile più attendere e vogliamo concretamente delle risposte.